La storia parla di Raffaello Politi, nostro beneamato personaggio agrigentino, ricordato in occasione del 153° anniversario della sua morte, avvenuta ieri 10 ottobre del 1870, intorno alle ore 10. Per l'occasione il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha inaugurato la lapide con la quale viene indicata la casa dove visse e operò il grande pittore e archeologo, nonché il luogo dove creò il teatro filodrammatico della nostra città. Dopo il sindaco sono intervenuti il presidente del CEPASA Paolo Cilona, la poetessa Giuseppina Mira, che ha dedicato una bellissima lirica, la poetessa Vera Di Francesco, che ha letto con maestria Felicitazioni, scritte il 18 ottobre del 1862 dal tenente Carlo Fantoni, al quale ha attestato di stima in occasione dell'onomastico di Politi, la professoressa Tania Cutugno, che ha letto ai presenti la cronaca del funerale del Politi, mentre la nota archeologa Donatella Mangione ha ricordato gli studi compiuti dal Politi in ordine alla funzione dei telamoni presenti nel tempio di Zeus nella Valle dei Templi. Infine è intervenuta la dirigente scolastica del liceo scientifico del Politi, che ha ufficializzato il programma per ricordare la data relativa all'anniversario della fondazione della scuola e soprattutto per ricordare la nobile figura di Raffaello Politi, regio custode delle antichità.